nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Sant'Antonio da Padova, Prega per noi. salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, semente piangente in questa valle di lacrime. Costituita avvocata nostra, rivolgi a noi i tuoi occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Celebriamo la Santa Messa, memoria di Sant'Antonio di Padova. Lui è un patrone dei poveri e soffrenti. Chiediamo la sua intercessione anche noi di combattere
peccati e vivere come Gesù che insegna oggi, è Lui il principio luce del mondo. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che in Sant'Antonio hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrone dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in Lui vi fu il sì. Infatti, tutte le promesse di Dio in Lui sono sì. Per questo, attraverso di Lui, sale a Dio il nostro Amen, per la sua gloria. È Dio stesso che ci conferma, insieme a voi, in Cristo, e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Parola di Dio. Risplenda su di noi la luce del tuo volto, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi. Volgiti a me e abbi pietà, con il giudizio che riservi a chi ama il tuo nome. Rendi saldi i miei passi secondo la tua promessa e non permettere che mi domini alcun male. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosto una città che sta sopra un monte.
né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, voi siete la luce del mondo. Per varie ragioni, molti sono costretti a non utilizzare il sale nelle pietanze o ne utilizzano poco, quanto basta per dare un po' di sapore ai cibi. Eppure tutti i cibi sono già conditi dalla natura, posseggono quelle caratteristiche proprie e saporite e possono mangiarsi senza l'aggiunta del sale. Ognuno sceglie liberamente come cosa mangiare. Se era abituato a condire con il sale, dopo l'eliminazione per motivi di malattia, considera insipido, senza sapore, tutto quello che mangia. Ci si può abituare con un po' di sacrificio. La volontà deve orientare le nostre scelte, ma la volontà deve necessariamente ricevere l'aiuto e la grazia di Dio. La vera povertà insegnata da Gesù e vissuta perfettamente da San Francesco sta proprio nel mangiare quello che c'è in casa, quello che ti mettono davanti, quindi quello che regalano i benefattori. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Guardate a quanti fanno digiuni per dimagrire e diventare come una soliola e così attrarre gli sguardi fino all'esaltazione. Questi sono peccati mortali perché si inducono altri a peccare anche con i pensieri. Con il nome di soliola si indicano alcune specie di pesci d'acqua salata. Dimagrisce per sedule, non mostra di avere sale in testa. Il sale è importante per conservare i cibi, per dare gusto, ma può anche rovinare la salute. Ciò che comunemente viene chiamato sale o sale da cucina è in realtà uno dei tanti sali possibili, cioè il cloruro di sodio. La sua pericolosità sta nel fare aumentare la pressione arteriosa. È cosa ben nota che il consumo eccessivo di sale contribuisce a fare alzare la pressione sanguigna. Quello che non era chiaro fino ad oggi è il rapporto di causa-effetto tra l'assunzione di sale e le sue conseguenze sulle arterie e sulla salute. Ve lo siete mai chiesto? Tempo fa ho letto un articolo e conosciuto che l'ipertensione non è data semplicemente da un eccesso di sale nelle arterie, ma da un meccanismo ben più complesso. L'eccessivo uso di sale stimola il sistema nervoso simpatico e lo induce a produrre una quantità maggiore di adrenalina. Questa a sua volta provoca una constrizione più evidente delle arterie che porta all'ipertensione, fenomeno indicato scientificamente con la definizione volume ampliato di ipertensione. L'eccessiva quantità di sale presente nel sangue
porta anche ad una maggiore ritenzione di liquidi nel sistema arterioso, contribuendo così ad un aumento del volume del sangue e della pressione sulle pareti arteriose. Queste informazioni le ho avute dall'articolo ed è importante conoscere anche questo aspetto, perché spesso mi ritrovo a dare consigli anche a persone ammalate, ignare di avere addosso malattie anche se non gravi e mangiano di tutto senza controllare periodicamente la salute fisica. Da quell'articolo ho appreso che il sodio naturalmente presente negli alimenti rappresenta solamente il 10% dell'apporto complessivo. Il resto, più del 50%, deriva dall'aggiunta personale a tavola e dal consumo di cibi industriali o comunque già preparati, insaccati, formaggi inscatolati, che contengono molto sale da cucina, ma anche una minore parte di altri esaltatori di sapidità come il glutamato di sodio o il bicarbonato di sodio. A questo punto ci chiediamo, ma il sale è buono o dannoso? Gesù ci dice di essere il sale del mondo e non di mangiare molto sale. Noi abbiamo dare gusto alla vita degli altri, mostrandoci sempre buoni, sinceri, gioiosi, allegri, gentili, amici, umili e saggi. Se la vita degli altri è senza sapore per gli errori continui, i vizi depravati, la lontananza da Gesù, la nostra vicinanza deve arrecare a di essi una consolazione e una dolcezza mai sperimentati. Anche se il sale non è dolce, siamo noi a diventare buoni come il pane e fare gustare agli afflitti e a chi soffre che Gesù è amore e vuole ricomare di grazie tutti i credenti. Voi siete il sale della terra, allora stiamo attenti a non diventare spidi, inutili, privi di gusto spirituale. Vigiliamo sempre. Voi siete la luce del mondo, allora ricarichiamoci davanti al tabernacolo e nella santa messa della grazia che eragisce Gesù. Cari fratelli e sorelle, per questa santa celebrazione, la memoria di San Antonio, chiediamo la sua intercessione, lui un patrone dei poveri e soffrenti, di seguire Gesù, il nostro principio luce del mondo, di vivere come sale che aggiunge sapore agli uni agli altri ogni giorno nella nostra vita, nel nostro cammino verso la salvezza. Sia lodato Gesù Cristo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. La partecipazione ai tuoi misteri, o Padre, ci riempia della luce del tuo Spirito, che illuminò Sant'Antonio e lo fece messaggero e testimone della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In atto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. è Cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di Sant'Antonio. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine. Alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato nel potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annuncia il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato al Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, e perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. È venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, e mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, diede ai suoi discepoli e disse:
Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. nell'attesa della tua venuta. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, o Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra. E in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a questo unico pane, a questo unico calice. Concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo all'ode della tua gloria. O Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Mario, delle ordini episcopali, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, il suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio di Padova e tutti i santi, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ubbidienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, Se libera nos a male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, conceda pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che scompia la beata speranza. Venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il Signore è la luce che vince la notte, gloria, gloria, cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è l'amore che vince il peccato. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la gioia che vince l'angoscia. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la pace che vince la guerra. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è speranza di un nuovo futuro. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la vita che vince la morte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti, Signore Dio nostro, alimenti in noi la fede che gli Apostoli ci hanno trasmesso e che Sant'Antonio ha servito con amorosa dedizione per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la memoria di Sant'Antonio, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Antonio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo che in Sant'Antonio ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di aiutare una vera comunione di fede e di amore nella tua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. San San Michele, Michele Arcangelo, difendici nel combattimento. Sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli, che ne scongiuriamo. Che il principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che ha perdizione delle anime, vanno girando per il mondo e così sia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricordiamo noi esuli figli di Dio, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O Gesù, avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente Elodia, o dolce Vergine Maria. Recitiamo l'atto di riparazione segnato dall'angelo reggente di Fatima per riparare tutti i sacrilegi eucaristici. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore, e per l'intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Preghiera al quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro, lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniero, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti. Guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e ovunque essere testimone della tua immensa bontà.
e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, o fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori, donandomi una rosa. Chiedere la grazia di cui si ha bisogno. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Iniziamo la recita del Santo Rosario uniti alla cordata spirituale secondo le intenzioni del cuore immacolato di Maria, ricordando che la Vergine Maria Maracaibo disse: ogni volta che pregate il Santo Rosario mi offrite 50 rose di amore per le Ave Maria e 5 rami di felce per i gloria al Padre, che io intrecci in una corona e che presento intercedendo per voi davanti al trono del Padre Celeste. Gli anelli della catena del Rosario rappresentano le preghiere della vostra vita, offerta a Dio con amore. Preghiamo per la Santa Chiesa fondata da Cristo, per le intenzioni di Pino e per la sua protezione, per gli agonizzanti della giornata, per le anime del purgatorio, per la conversione di noi miseri peccatori, per i carcerati, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per la nostra associazione, per tutti gli ammalati, infermi e tribulati, per i giovani, per tutti i bambini del mondo, per la pace nel mondo, per la nostra Italia, per le persone che lavorano e hanno poco tempo per pregare, per le persone che si affidano alle nostre preghiere, per le vocazioni maschili e femminili, per i sacerdoti e le suore di El Escorial, per le suore di Santa Rita e le suore di Santa Chiara da Montefalco, per i bambini mai nati, e preghiamo la Vergine Santissima
affinché fermi tutti i terremoti, le guerre e l'invasione islamica in Italia e in Europa. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo, e tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi 7 santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, accresci in noi la fede, la speranza e la carità. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Meditiamo i misteri dolorosi. Nel primo mistero si contempla Gesù agonizza nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. Nostra Signora di Dio, Prega per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernardetta, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Sant'Antonio da Padova, Prega per noi. Nel secondo mistero doloroso, Gesù è flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni Il momento. Santissimo Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Sant'Antonio di Padova. Prega per noi. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di spine di nostro Signore Gesù Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Mamma, per la tua santa immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernardetta, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Sant'Antonio da Padova, Prega per noi. Nel quarto mistero doloroso, Gesù, carico del peso della croce, la porta sul monte Calvario. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo, Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadetta, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Sant'Antonio di Padova. Prega per noi. Nel quinto mistero del dolore si contempla la morte in croce di nostro Signore Gesù Cristo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Mamma, per la tua santa immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernardetta, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Sant'Antonio da Padova, Prega per noi. Recitiamo una decina in suffragio delle anime del Purgatorio e anche per tutte quelle più abbandonate. Nel quinto mistero della luce Gesù istituisce la Santissima Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo, Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
O Maria concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Madonna del suffragio, Prega per loro. San Giuseppe, Prega per loro. l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Dio ti saluta, o Maria, e anch'io ti saluto con lo stesso saluto dell'Arcangelo San Gabriele. È gioia per il tuo cuore e anche per il mio cuore che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto dell'Altissimo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio ti saluta, o Maria, e anch'io ti saluto con lo stesso saluto dell'Arcangelo San Gabriele. È gioia per il tuo cuore e anche per il mio cuore che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto dell'Altissimo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio ti saluta, o Maria, e anch'io ti saluto con lo stesso saluto dell'Arcangelo San Gabriele. È gioia per il tuo cuore ed anche per il mio cuore che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto dell'Altissimo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per il Papa, per la Chiesa e per ottenere le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemente piangente in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Litanie dell'ordine domenicano. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudisci. Padre celeste Dio, Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio, Abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi. Santa Maria, speranza dei miseri e dolce consolazione degli afflitti. Prega per noi. Santa Maria, Madre di Cristo Santissimo. Prega per noi. Santa Maria Vergine, Madre di Dio. Prega per noi. Santa Maria, Madre intatta. Prega per noi. Santa Maria, Madre inviolata. Prega per noi. Santa Maria, Vergine delle Vergini. Prega per noi. Santa Maria, ripiena della grazia di Dio. Prega per noi. Santa Maria, figlia dell'Eterno Re. Prega per noi. Santa Maria del Cristo, Madre sposa. Prega per noi. Santa Maria, Tempio dello
Spirito Santo. prega per noi, Santa Maria, Regina dei Cieli. prega per noi, Santa Maria, Signora degli Angeli. prega per noi, Santa Maria, Nuova Madre. prega per noi, Santa Maria, Scala di Dio. prega per noi, Santa Maria, Porta del Paradiso. prega per noi, Santa Maria, nostra Madre e Signora. prega per noi, Santa Maria, nostra vera speranza. prega per noi, Santa Maria, oggetto della fede di tutti i credenti. prega per noi, Santa Maria, carità perfetta verso Dio. prega per noi, Santa Maria, nostra sovrana. prega per noi, Santa Maria, fonte di dolcezza. prega per noi, Santa Maria, Madre di misericordia. prega per noi, Santa Maria, Madre del Principe Eterno. prega per noi, Santa Maria, Madre del Buon Consiglio. prega per noi, Santa Maria, Madre della vera fede. prega per noi, Santa Maria, nostra risurrezione. prega per noi, Santa Maria, per cui ogni creatura si rinnova. prega per noi, Santa Maria, che generi l'eterna luce. prega per noi, Santa Maria, che sostieni colui che tutto sostiene. prega per noi, Santa Maria, gemma della divina incarnazione. prega per noi, Santa Maria, depositaria del tesoro celeste. prega per noi, Santa Maria, che generi il creatore di ogni cosa. prega per noi, Santa Maria, mistero del Consiglio celeste. prega per noi, Santa Maria, nostra vera salvezza. prega per noi, Santa Maria, tesoro del fedeli. prega per noi, Santa Maria, bellissima Signora. prega per noi, Santa Maria, iride, piena di gioia. prega per noi, Santa Maria, Madre del vero Gaudio. prega per noi, Santa Maria, nostra via al Signore. prega per noi, Santa Maria, nostra avvocata. prega per noi, Santa Maria, fulgidissima stella del cielo. prega per noi, Santa Maria, più splendente della luna. prega per noi, Santa Maria, che superi il chiarore del sole. prega per noi, Santa Maria, Madre del Dio eterno. prega per noi, Santa Maria, che dissipi le tenebre della notte eterna. prega per noi, Santa Maria, che cancelli la sentenza della nostra condanna. prega per noi, Santa Maria, fonte della vera sapienza. prega per noi, Santa Maria, luce della retta scienza. prega per noi, Santa Maria, nostra inestimabile gioia. prega per noi, Santa Maria, nostra ricompensa. prega per noi, Santa Maria, desiderio della patria celeste. prega per noi, Santa Maria, specchio della divina contemplazione. prega per noi, Santa Maria, più beata di tutti i beati. prega per noi, Santa Maria, d'ogni lode degnissima. prega per noi, Santa Maria, clementissima Signora. prega per noi, Santa Maria, consolatrice di quelli che a te ricorrono. prega per noi, Santa Maria, piena di tenerezza. prega per noi, Santa Maria, sovrabbondante d'ogni dolcezza. prega per noi, Santa Maria, bellezza degli angeli. prega per noi, Santa Maria, fiore dei patriarchi. prega per noi, Santa Maria, umiltà dei profeti. prega per noi, Santa Maria, tesoro degli apostoli. prega per noi, Santa Maria, lode dei martiri. prega per noi, Santa Maria, gloria dei sacerdoti. prega per noi, Santa Maria, onore delle vergini. prega per noi, Santa Maria, giglio di castità. prega per noi, Santa Maria, benedetta fra tutte le donne. prega per noi, Santa Maria, riscatto di tutti gli erranti. prega per noi, Santa Maria, lode di tutti i giusti. prega per noi, Santa Maria, che conosci i segreti di Dio. prega per noi, Santa Maria, più santa di tutte le donne. prega per noi, Santa Maria, nobilissima Signora. prega per noi, Santa Maria, gemma dello sposo celeste. prega per noi, Santa Maria, abitazione di Cristo. prega per noi, Santa Maria, Vergine Immacolata. prega per noi, Santa Maria, Tempio del Signore. prega per noi, Santa Maria, Gloria di Gerusalemme. prega per noi, Santa Maria, Letizia di Israele. prega per noi, Santa Maria, figlia di Dio. prega per noi, Santa Maria, amatissima sposa di Cristo. prega per noi, Santa Maria, stella del mare. prega per noi, Santa Maria, che stendi la tua mano e tocchi il cuore nostro per illuminare e liberare noi peccatori. prega per noi, Santa Maria, diadema sul capo del sommo Re. prega per noi, Santa Maria, d'ogni onore degnissima. prega per noi, Santa Maria, merito del regno celeste. prega per noi, Santa Maria, porta della vita celeste. prega per noi, Santa Maria, porta chiusa e aperta. prega per noi, Santa Maria, per cui siamo introdotti al Signore. prega per noi, Santa Maria, rosa che mai sfiorisce. prega per noi, Santa Maria, d'ogni cosa pura, più preziosa. prega per noi, Santa Maria, più desiderabile d'ogni tesoro. prega per noi, Santa Maria,
più sublime del cielo, prega per noi. Santa Maria più candida degli angeli, Prega per noi. Santa Maria letizia degli arcangeli, Prega per noi. Santa Maria esultanza di tutti i santi, Prega per noi. Santa Maria onore, lode, gloria e fiducia nostra, Prega per noi. figlia di Dio Maria, Guardaci. figlia di Gioacchino Maria, Amaci. figlia di Anna Maria, Prendici. Agnella di Dio, tu porta della speranza, Portaci al Figlio. Agnella di Dio, congiungici a Lui, Virginale Giglio. Agnella di Dio, dona il regno del riposo, Dopo l'esilio. prega per noi Santa Madre di Dio, Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. fammi degno di lodarti, Vergine Santa. Dammi la forza contro i tuoi nemici. Signore, ascolta la mia preghiera. E il mio grido giunga a te. Preghiamo, ti chiediamo, Signore, per intercessione della beata e gloriosa Madre di Dio Maria e per quella di tutti i tuoi santi, di difendere la nostra casa e famiglia da ogni avversità e proteggerci con clemenza dalle insidie dei nemici, per Cristo nostro Signore. Amen. Atti di riparazione insegnati dall'angelo ai veggenti di Fatima. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anime e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso Giglio, dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro, lo hai radiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad essa e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniera, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti, guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e ovunque essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, o fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori donandomi una rosa, chiedere la grazia di cui si ha bisogno. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni e innalzato gli umili. Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù e Maria vi amo. Salvate anime. Sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.